Ad una finestra aperta furono paragonati nel Seicento i piccoli quadri di Peter Van Laer e dei Bamboccianti. Una finestra aperta sulla strada, sul presente, sui fatti che non hanno storia, sulla verità vista senza divario o alterazione, cioè senza scelte o adornamenti o amplificazioni, senza l'appoggio di una nobile idea. Quella bella e inconsueta immagine seicentesca della pittura finestra, in se stessa tanto eloquente, sembrava creata apposta per trasmettersi alla memoria moderna, tanto si avvicina a un moderno concetto di realismo per quel suo evocare una identità tra pittura e vita. Persino in quegli scrittori d'arte barocchi, nella società dei quali era nata, e che erano orientati, neanche a dirlo, verso concetti del tutto opposti, essa rivelava una sorta di inconfessata e inconfessabile ammirazione per la straordinaria facoltà che riconoscevano ai Bamboccianti di cogliere l'umile realtà viva del popolo, per quella loro così esatta imitazione del naturale e con una verità così grande. Ammirazione inconfessata e inconfessabile perché era subito corretta da una assai più insistita ed esplicita riprovazione, che ostentava anche il tono di un ben simulato sdegno per i vili soggetti prescelti, per le basse e inconvenienti scempiezze trattate, per quel soffermarsi sulle azioni della plebe, anzi della marmaglia, col risultato di avvilire o addirittura trascinare nei lupanari dei postriboli più ignominiosi la bella e nobile dama, la pittura. Insomma, ai loro occhi quella finestra si apriva come una breccia proprio là dove non si doveva aprire, cioè nel muro dei principi, del decoro, della nobiltà dei concetti, nel muro dell'estetica classicista del rappresentabile, che era il muro maestro del tempio dell'arte, il principale sostegno della belloriana idea della pittura. Briganti, Trezzani, laureati, i Bamboccianti, Ugo Bozzi, editore, Roma.